Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Aeroporto Catania, da oggi attivo Sigonella. Su richiesta del presidente della regione Renato Schifani, il ministro della difesa Guido Crosetto ha concesso all'aeroporto di Catania la possibilità di utilizzare per i voli lo scalo militare di Sigonella, come già avvenuto in una precedente situazione di inagibilità dello scalo catanese. Si tratta di una scelta provvidenziale per riportare a parziale normalità una situazione che tanti disagi ha creato ai siciliani e al nostro turismo, in attesa che vengano individuate le responsabilità sull'incendio e sul seguente caos gestionale. Caro voli, Urso, interverremo. Il ministro delle imprese Adolfo Urso è intervenuto ieri con toni molto duri nei confronti del caro voli. Le tariffe degli aerei aumentano laddove il cittadino non ha altra scelta, come in Sicilia e Sardegna, con picchi inaccettabili del 70%. Il ministro ha ribadito che gli aumenti sono in contrasto con il fatto che i voli sono pieni e che il costo del carburante è sceso del 40% rispetto allo scorso anno. Urso ha assicurato un intervento a breve anche di carattere legislativo. Fermato peschereccio con cocaina per 850 milioni, il più grande sequestro di cocaina mai effettuato in Italia, 5 tonnellate e 300 kg per un valore commerciale di circa 850 milioni per rifornire il mercato italiano. Fermati nel canale di Sicilia un peschereccio e una nave mercantile e 20 componenti degli equipaggi, dopo un trasbordo della sostanza stupefacente. Parte della cocaina era certamente destinata al mercato italiano. La polvere bianca ha un forte consumo nell'isola e rappresenta uno dei proventi più remunerativi della mafia. Film su giudice Terranova con sostegno della regione. Entra nella fase operativa il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Siciliana con il Credito Sportivo per il finanziamento di produzioni cinematografiche in Sicilia. Lo ha reso noto l'assessore regionale al turismo, sport e spettacolo Elvira Amata. La prima opera a beneficiare del sostegno finanziario frutto della convenzione è Il giudice e il boss del regista siciliano Pasquale Scimeca, che racconta l'impegno del giudice Cesare Terranova, barbaramente assassinato dalla mafia nel 1979. Legati, picchiati e derubati dalla motovedetta libica. Con l'arrivo al porto di Siracusa si definiscono i particolari della disavventura subita dal peschereccio L'Orizzonte, che nella giornata di martedì era stato mitragliato da una motovedetta libica in acque internazionali. Il capitano ha infatti riferito che i militari libici sono poi saliti a bordo, li hanno legati, derubati di tutto e hanno picchiato un componente dell'equipaggio e sono scesi solo dopo l'arrivo in zona dell'elicottero militare italiano. Si tratta di un fatto gravissimo che conferma la necessità di una presenza costante della nostra Marina Militare nel canale di Sicilia a tutela dei nostri pescatori. Passi avanti per Terminal Cargo all'aeroporto di Comiso. Il presidente Schifani continua a seguire personalmente la vicenda della realizzazione del Terminal Cargo all'aeroporto Pio La Torre di Comiso. Ieri nuova riunione per fare il punto. Erano presenti, oltre al personale tecnico, la sindaca di Comiso Maria Rita Schembari e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò. Sono molto soddisfatto del lavoro sin qui svolto, ha detto Schifani, e vedo sempre più vicina la realizzazione dell'area cargo e la trasformazione dell'aeroporto di Comiso in una realtà fondamentale per la veicolazione dei prodotti agroalimentari siciliani. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.